Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie di questa edizione. Al via il nuovo anno giudiziario tra le contestazioni dei magistrati. A Catania, protesta tricolore delle toghe contro la riforma Nordio e la separazione delle carriere. Contestazioni anche a Palermo e Caltanissetta. Nuova Tegola su Agrigento, capitale della cultura. Il presidente della Fondazione Minio si dimette. La decisione sarebbe stata richiesta dal sindaco Miccichè dopo le polemiche e i ritardi. Il governo rilancia il piano Albania. Il pattugliatore Cassiopea è pronto per ripartire verso i porti albanesi per il terzo trasferimento di migranti dall'isola di Lampedusa, dove continuano gli sbarchi. Catania, dopo l'esplosione che ha sventrato 2 palazzine nel rione San Giovanni Galermo, si indaga per risalire alle cause. Intanto altri 1000 sfollati sono rientrati nelle rispettive abitazioni, ancora sospesa l'erogazione del gas. Allo stabile di Catania, per la prima volta in Italia, Gina e Fidel, il racconto di un'amicizia apparentemente impossibile tra la Lollobrigida e il leader cubano. Le musiche di Vince Tempera. Calcio Serie C, il Catania domani in campo alle 12:30 contro il Giuliano. Rossazzurri in cerca della vittoria, sempre sfuggita in questo nuovo anno. Palermo in campo domani a Reggio Emilia alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Sul mercato c'è attesa per l'arrivo di Poyampalo. Bentrovati, lo avete sentito in primo piano, l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario a Catania, protesta tricolore delle toghe contro la riforma Nordio e la separazione delle carriere. Quindi l'anno giudiziario viene inaugurato non solo con le proteste, le manifestazioni, ma anche con carenze di organico e naturalmente però non mancano le nuove prospettive. Il procuratore Zuccaro ha detto la mancanza di strutture però ci limita. Tonino De Mana. La protesta dell'Associazione Nazionale Magistrati sulla scalinata del Tribunale tra coccarde, ombrelli, cartelli tricolore, da Pertini a Sturzo, da Calamandrei a Benigni, l'esibizione musicale dei migliori talenti delle scuole etnee e l'immancabile Inno di Mameli. Si è aperto così a Catania l'anno giudiziario 2025, un momento istituzionale di confronto tra criticità, carenze di organico e nuove prospettive. Un distretto, quello che racchiude Catania, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa, dalle tante problematiche che si aggiungono ai mugugni contro il disegno di legge sulla separazione delle carriere in magistratura. In un'aula super affollata ed abbandonata per qualche minuto dalle toghe in segno di protesta, presenti Musumeci e Trantino, il presidente della Corte d'Appello di Catania, Filippo Pennisi, ha sintetizzato una relazione di 199 pagine, snocciolando numeri nei processi civili e penali in miglioramento, ma pur sempre con criticità, come il flop del processo penale telematico. Purtroppo dobbiamo confermare queste cattive notizie, non è un qualcosa che scopriamo stamattina. 87 tribunali hanno preferito continuare con i depositi cartacei. Nonostante le carenze di organico, 15% in meno a Catania, la media nazionale è del 17%, le performance sono in miglioramento per il procuratore generale Carmelo Zuccaro. Devo registrare con abbastanza piacere e soddisfazione il fatto che stiamo riducendo le pendenze, in linea d'altra parte con quello che è l'andamento su tutto il territorio nazionale. Quanto vi limita la carenza strutturale, e mi riferisco all'edilizia giudiziaria? L'edilizia giudiziaria è uno dei più grossi problemi. Lei ha colto uno dei punti dolenti. Non riusciamo ancora ad avere la disponibilità dell'ex Palazzo delle Poste. Questo ci limita tantissimo. Non limita, come avete visto, i risultati, le performance, ma sicuramente rende molto più difficile il nostro lavoro. Fondamentale in tal senso sarà l'accelerazione sui lavori della cittadella giudiziaria di Viale Africa. E proteste contro la riforma della giustizia anche a Palermo, dove i magistrati lasciano l'aula. Per il presidente della Corte d'Appello ci sono ancora connessioni tra mafia e realtà politiche territoriali, tra gli spacciatori di droga anche bambini di 10 anni. Marco Gullà.
Anche i magistrati di Palermo abbandonano l'aula magna del tribunale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, quando ha cominciato a parlare il rappresentante del ministro della giustizia, in questo caso Alessandro Buccino Grimaldi. Dall'aula sono usciti soprattutto quei magistrati che si sono presentati con le toghe e la Costituzione in mano. Hanno così manifestato il proprio dissenso rispetto al progetto di riforma della giustizia promosso dal governo. Questo per accendere i riflettori su una riforma che avrà effetti nefasti anzitutto proprio nei confronti dei cittadini, una minore qualità della giustizia, una minore risposta dell'azione giudiziaria e soprattutto in questo territorio che ha già pagato un prezzo altissimo. Nel corso della sua relazione il presidente della Corte d'Appello di Palermo, Matteo Frasca Polara, ha detto: le indagini e i processi degli ultimi anni evidenziano come Cosa Nostra sia rimasta perfettamente attiva, con sempre nuovi referenti per le proprie esigenze di controllo del territorio. La presenza criminale della mafia, aggiunge in modo netto il magistrato, è ancora oggi particolarmente attiva ed economicamente florida. Ci sono connessioni esistenti tra la locale criminalità di stampo mafioso e le diverse realtà territoriali, economiche e politico-amministrative. Gela è la città più armata d'Italia, lo ha affermato il procuratore generale Fabio Danna nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario invece a Caltanissetta. Nel territorio gelese, ha detto, si registra ancora un modus operandi alla corleonese. Rita Cinardi. Le stragi del 92 e la pericolosità del mandamento di Gela, descritta come la città più armata d'Italia. Questi temi da attenzionare per quanto riguarda la criminalità organizzata nel distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta, al Palazzo di Giustizia di Via Libertà, dove questa mattina i magistrati dell'ANM, così come i loro colleghi di altre città, hanno protestato lasciando l'aula al momento dell'intervento della rappresentante del Ministero della Giustizia. Si è parlato anche di criminalità organizzata. Il procuratore generale Fabio Danna ha ribadito l'importanza delle indagini sulle stragi del 92, in cui morirono i giudici Falcone e Borsellino e gli agenti delle scorte, per poi fare un passaggio su Gela, ritenuta dalla procura di Caltanissetta una delle città più armate d'Italia, se si considera il dato in relazione al numero degli abitanti che vi risiedono. In particolare il procuratore Danna ha parlato di una mafia alla corleonese che ancora resiste proprio sul territorio di Gela. Ho mutuato questa espressione soprattutto dall'intervento del dottor De Luca, il procuratore distrettuale, ed è il frutto, diciamo, dei risultati di una serie di indagini che hanno consentito di acclarare la pericolosità di questi gruppi mafiosi, Cosa Nostra e che ancora operano sul territorio e che non solo fanno estorsioni, non solo si occupano di traffico di sostanze stupefacenti, ma soprattutto hanno una grandissima disponibilità di armi anche, diciamo, di un certo spessore. Infatti abbiamo trovato dei Kalashnikov, che sono delle armi utilizzate in passato per compiere degli attentati o degli omicidi eccellenti. Cambiamo argomento e parliamo adesso di Agrigento, capitale della cultura. Crisi e polemiche dopo le dimissioni del presidente della Fondazione Minio, Davide Sardo. Le dimissioni di Giacomo Minio, presidente della Fondazione Agrigento 2025, scuotono la politica regionale. Minio ha dichiarato di aver lasciato l'incarico su richiesta del sindaco Franco Miccichè, motivando la scelta con un avvicendamento politico. Giacomo Minio ha aggiunto: ho sempre lavorato con dedizione nell'esclusivo interesse di Agrigento e del progetto Capitale Italiana della Cultura. Accolgo questa richiesta con rammarico, ma con la serenità di chi ha operato con trasparenza e passione per valorizzare il territorio. Una spiegazione che ha acceso le critiche delle opposizioni, secondo cui la fondazione sarebbe ostaggio di logiche di potere. Dal Partito Democratico il vicepresidente all'Ars Giambona denuncia un valzer di poltrone umilia Agrigento. La deputata nazionale Giovanna Iacono rincara: la capitale della cultura è nelle mani del centrodestra. Il sindaco Franco Miccichè si è limitato a ringraziare Minio per il lavoro svolto, mentre cresce l'attesa per il nome del successore, con lo sguardo puntato su Palermo e sul presidente della regione Renato Schifani. Molti ritengono che sia lui a orientare il futuro della fondazione, ormai di fatto commissariata. E adesso parliamo di sbarchi. Il pattugliatore Cassiopea è pronto per ripartire verso i porti albanesi per il terzo trasferimento di migranti dall'isola di Lampedusa. Tra polemiche e interpretazioni di sentenze, il governo italiano rilancia quindi il piano Albania per i richiedenti asilo. Intanto nell'isola sono sbarcati altri 115 migranti. Orazio Longo.
In attesa che in primavera si esprima la Corte europea di giustizia sulla materia dei paesi sicuri, riparte il piano Albania, a seguire l'annuncio di dicembre del governo italiano che aveva giudicato favorevolmente una sentenza della Corte di Cassazione, contrastata però nella sua interpretazione da opposizione e esperti dell'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione. Secondo fonti ANSA sarebbero ripresi i trasferimenti dei migranti dal Mar Mediterraneo all'Albania in base al protocollo stipulato con Tirana. Nelle ultime ore ci sono state 2 operazioni di trasbordo di migranti sul Cassiopea, il pattugliatore della Marina Militare che staziona al largo di Lampedusa, per il terzo trasferimento di richiedenti asilo in terra albanese, dopo i primi 2 di ottobre e novembre, quando in 20 furono portati nei centri di Schengen e Jader per poi essere liberati dai giudici del Tribunale di Roma che bocciarono i trattenimenti. Ora gli stranieri a bordo sono 11, tutti egiziani e bengalesi. La nave è in attesa di caricare altre persone. Intanto sono 127 i migranti sbarcati nell'isola dopo il soccorso a 2 imbarcazioni salpate dalla Libia. 10 approdi in 24 ore per un totale di 469 persone. Disposti i trasferimenti dalla prefettura di Agrigento, mentre 2 egiziani sono stati arrestati dalla squadra mobile perché tornati illegalmente a Lampedusa nonostante fossero destinatari di decreti di respingimento. Secondo le statistiche, a fronte del calo di arrivi registrato nel 2024, 66.000 contro i 157.000 dell'anno precedente, nei primi 24 giorni del 2025 sono arrivate 1.742 persone, in aumento rispetto alle 1.298 dello stesso periodo del 2024. A Catania la polizia ha arrestato un 27enne per spaccio di sostanze stupefacenti, fermato per un controllo mentre camminava a piedi in via Capopassero nel quartiere di San Giovanni Galermo. Alla vista dei poliziotti ha tentato di disfarsi di una rice trasmittente e 2 buste di plastica dove c'erano 27 dosi di cocaina e 27 di marijuana. Disposto l'arresto, ma Paolo Aurelio Errante Parrino, di 77 anni, uno degli indagati della maxi inchiesta sull'alleanza delle 3 mafie, non si trova e risulterebbe irreperibile. Secondo gli inquirenti, Parrino, che vediamo in questa foto, collegato al clan di Castelvetrano, sarebbe stato il punto di raccordo in Lombardia che avrebbe unito affiliati di Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra e il capo dei capi, suo cugino Matteo Messina Denaro. Andiamo a Palermo, 3 attacchi lampo a colpi di pietre ad altrettanti mezzi del trasporto pubblico urbano nelle ultime 72 ore. Gli autobus danneggiati da teppisti improvvisati. L'AMAT, l'azienda del trasporto della città, chiede aiuto adesso al prefetto Manlio Viola. E allarme attacchi agli autobus di Palermo a colpi di pietra, vere e proprie sassaiole contro i mezzi in servizio, con danneggiamento di parabrezza, porte e finestrini e con grande paura e rischio per autisti e passeggeri. Sono già 3 i casi che sono stati denunciati, l'ultimo assalto nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 gennaio in via Papa Sergio, presa di mira una vettura della linea 731 raggiunta da una pioggia di sassi che ha causato la rottura del parabrezza anteriore. Fortunatamente i danni si sono limitati alla vettura, nessun ferito a bordo ma solo spavento per passeggeri e autista. Nelle 48 ore precedenti altre 2 vetture erano state colpite da pietre in aree diverse della città. Si è trattato di una vettura della linea 246 colpita alle portiere, mentre l'autobus era ferma al capolinea. Sono stati rotti alcuni finestrini laterali e danneggiate le porte scorrevoli. Il giorno precedente era toccato a un mezzo della linea 108 che invece era in movimento nei pressi dell'ospedale civico. È stato raggiunto da una pioggia di sassi che ha colpito i finestrini laterali ma dal lato opposto rispetto alle porte. Per i primi 2 danneggiamenti si cercano 8 ragazzini, mentre per l'ultimo episodio la polizia ha acquisito i filmati di sicurezza del bus e delle telecamere degli esercizi commerciali della zona. Il presidente dell'AMAT, Giuseppe Mistretta, ha chiesto al prefetto di Palermo maggiori controlli e interventi per risalire ai teppisti. Torniamo a parlare dell'esplosione avvenuta a Catania nel quartiere di San Giovanni Galermo, che ha sventrato 2 palazzine. Si lavora adesso per risalire alle cause. Intanto altri 1000 sfollati sono rientrati nelle rispettive abitazioni, ma resta ancora sospesa l'erogazione del gas. Sentiamo. Si lavora sulle cause dell'esplosione con la Procura di Catania che indaga per disastro colposo, mentre pian piano gli sfollati di Trappeto Nord fanno rientro nelle rispettive abitazioni che finalmente sono con la luce ma purtroppo restano ancora senza gas. Riflettori puntati sulla zona rossa, l'unica rimasta off limits con presidi fissi delle forze dell'ordine impegnate anche contro attività di sciacallaggio. Sono 72 le persone rimaste senza casa, alloggi e quel che resta che ricadono tra le vie Fratelli Gualandi dal Civico 1 al
23, via Carmelina Salanitro e Gesa Kerzes. Per loro, riprotezione in un villaggio turistico della Playa in attesa di tempi migliori, con la protezione civile che si sta facendo carico per offrire aiuto ed assistenza. Per gli altri, lento ritorno alla normalità con Catania Rete Gas che continua ad effettuare verifiche e sondaggi nelle tubature. La sensazione è che serviranno almeno altre 48-60 ore per l'erogazione del gas. Intanto, sta meglio l'operaio ferito ieri mattina durante le operazioni di sbancamento, mentre le macerie rimosse sono state raccolte e convogliate in un deposito per i successivi accertamenti scientifici. E adesso andiamo a Messina per raccontare una storia strana, insomma abbastanza insolita, perché una cabina elettrica si trovava all'interno di una baracca e adesso è stata liberata. Sentiamo Francesco Triolo. Era stata definita la baracca del paradosso, uno dei simboli dell'anarchia che ha permesso nel disinteresse gli sfregi al territorio ed uno dei paradossi che si è protratto per 3 decenni. Costruita in via Rosso da Messina attorno ad una cabina dell'Enel di trasformazione della media e bassa tensione, una serie di casupole che avevano inglobato quella struttura di distribuzione dell'energia elettrica che serviva a buona parte della zona, al villaggio Aldisio, 2 passi dal Policlinico Universitario. Basti pensare che gli operai e gli addetti ai lavori potevano accedere alla cabina in caso di guasto solo entrando all'interno della baracca in una delle stanze. Una gestione della demolizione complicata ed un lavoro che adesso è stato portato a compimento grazie alla sinergia tra l'ufficio del commissario al risanamento e il direttore provinciale dell'Enel, l'ingegner Francesco Vescio. Così dopo oltre 30 anni quella cabina Enel è stata finalmente liberata, con le ruspe che hanno abbattuto tutto su disposizione dell'ufficio commissariale che prima ha assegnato un alloggio alla famiglia che la occupava. In piazza Stesicoro a Catania, come in tutte le principali piazze della Sicilia, sono tornate le arance della salute per iniziativa della Fondazione AIRC che finanzia la ricerca contro il cancro. I volontari hanno distribuito reticelle di arance rosse, vasetti di miele di fiori d'arancia e marmellata d'arancia per invitare a sostenere il progresso nell'oncologia. L'iniziativa proseguirà anche domani. E adesso il teatro allo Stabile di Catania, in scena per la prima volta in Italia Gina e Fidel, il racconto di un'amicizia apparentemente impossibile, 2 mondi opposti che però si incontrano appunto tra l'attrice Gina Lollobrigida e Fidel Castro. Le musiche di Vince Tempera. Desira Ferlito. Il Teatro Stabile di Catania porta per la prima volta in scena in Italia Gina e Fidel. Nel testo dello spettacolo, che è tratto dal testo dello scrittore e drammaturgo ungherese Zsolt Pozsugai, con la regia di Claudio Di Palma, viene raccontato l'incontro nel 1974 a L'Avana fra Gina Lollobrigida e Fidel Castro per realizzare un'intervista per la televisione italiana che fu poi distrutta. Il racconto di un'amicizia apparentemente impossibile con 2 mondi completamente opposti che si incontrano. Un avvocato di formazione gesuita che si è trasformato in un dittatore e un'attrice di fama mondiale che ha abbandonato di sua spontanea volontà il cinema. Protagonisti sul palco Emanuela Muni, che interpreterà Gina Lollobrigida, e lo stesso regista Claudio Di Palma nel ruolo di Fidel Castro. Le musiche sono state composte dal maestro Vince Tempera. I ritmi cubani sono dentro di noi, capito? Quindi il rum e il ritmo cubano, questo mi ha ispirato Fidel. Che ci restituisce un'immagine intima e insolita di queste 2 grandissime personalità. Questo spettacolo inoltre fa conoscere al pubblico una Gina Lollobrigida inedita, molto diversa rispetto alla diva immaginata da tutti. Un progetto di altissimo livello, ha dichiarato il direttore del Teatro Stabile Graziano Piazza. E adesso una pausa, torniamo tra poco con il calcio e finisce 1-1 Casertana-Messina. Tra poco tutti i dettagli, vi aspettiamo.
Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, la Serie C finisce 1-1 al Pinto di Caserta, la partita appunto del Messina, vantaggio dei giallorossi nel primo tempo con un gol di De Sena, nella ripresa arriva però il pari dei campani realizzato da Gareda. Il Trapani invece, sempre per quanto riguarda la Serie C, gioca domani pomeriggio a Biella contro la Juve Next Gen. E sempre domani c'è un'altra partita, scende in campo il Catania contro il Giuliano che cerca la prima vittoria di questo nuovo anno. Domani fischio d'inizio alle 12:30 al Massimino. Toscano nel pre-gara ha parlato anche del mercato. Marco Carli. Al Massimino un'altra opportunità, quelle finora spesso non raccolte. Un punto nelle ultime 3, la fragilità che deve trasformarsi in qualcosa di diverso, le settimane che corrono. Ma ad ogni weekend, almeno sul campo, c'è un'altra possibilità per riemergere, in attesa, per dirla con Toscano, che il mercato possa dare una mano a cambiare l'inerzia di una stagione nata male e che sta proseguendo sulla stessa linea, logorando i tifosi. Intanto il tecnico ribadisce cosa serve per rinforzare la squadra. Serve cambiare strategia. Più giovani, più prospettiva, più freschezza, più dinamicità, più intensità, più motivazione. L'opportunità di questa settimana si chiama Giuliano, squadra che ha pressappoco lo stesso ruolino di marcia del Catania. Bisognerà dimostrare che il punto di Picerno non è un brodino ma un tentativo di ripresa. In campo Dini con Farroni out, Jimenez riportato sulla tre quarti, complici anche l'infortunio muscolare di Stoppa. Toscano chiede alla squadra un salto di qualità nel controllo della partita. Noi rendiamo poco pericolosi gli avversari, però nelle statistiche subiamo 2 situazioni pericolose, un gol. Creiamo 6 azioni da gol, facciamo un gol. Quindi dobbiamo essere più cinici e più squadra, non consentire agli altri di essere ottenere più di quello che producono. Catania-Giuliano in campo alle 12:30 al Massimino, sarà seguita come sempre da Telecolor, collegamenti a partire da mezzogiorno dallo stadio, commenti da studio, interazione da casa, 3 ore live concluse con le interviste in anteprima ai protagonisti. La Serie B, Palermo domani in campo a Reggio Emilia. I rosanero di Dionisi sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Sul mercato intanto c'è attesa per l'arrivo di Poyampalo. Marco Gulla. Non vuole parlare di mercato e quindi del possibile arrivo di Poyampalo. Alessio Dionisi pensa solo al match di domani contro la Reggiana. Il Palermo Reggio Emilia va alla ricerca della terza vittoria consecutiva al termine di una settimana caratterizzata principalmente dalle voci di mercato, con l'attaccante del Venezia ormai ad un passo dal vestire i colori rosanero, testa solo alla Reggiana. Noi dobbiamo rimboccarci le maniche, sudare e lottare per ottenere il terzo risultato utile. Punto. Non diamo per scontato nulla perché non siamo mai riusciti a dar continuità, quindi, o perlomeno pochissimo, quindi dobbiamo lottarci, sudare, veramente rimboccarci le maniche per ottenere il terzo risultato utile, sarebbe già una cosa importante. Dionisi ha già fatto intendere che non ci saranno cambi rispetto all'11 che ha battuto domenica scorsa la Juve Stabia. Brunori e Leduaron flirtano sempre più, c'è feeling e domani saranno ancora una volta titolari. A centrocampo Pierozzi e Lund dovrebbero agire sulle fasce, al centro spazio a Segre come mezzala destra, Gomez, Perno centrale e Ranocchia mezzala sinistra. Non c'è spazio per Di Francesco, il nuovo modulo lo penalizza. Nella Reggiana c'è Gondò in avanti con Vergara e Portanova a supporto. E noi ci fermiamo con questo servizio, questa edizione del TG Sicilia termina qui. Grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.